E oggi emerge la misericordia di Dio che è più grande del peccato dell'uomo. Dio non getta contro di noi delle pietre, ma Dio consegna il suo cuore trafitto. Dio non getta le pietre contro il mondo, ma si lascia squarciare il cuore e offre a questo mondo il suo corpo da mangiare e il suo sangue da bere. Dio soffre quando vede l'uomo imprigionato nel carcere interiore a causa della vita peccaminosa e offre al peccatore la chiave per aprire quel carcere, offre al peccatore la chiave perché possa uscire da questa prigione interiore peccaminosa. Questa chiave si chiama misericordia. La chiave che servo di Dio Giovanni Paolo II ha usato tutti i giorni durante il suo pontificato per aprire quelle porte a Cristo che Lui ha voluto aprire gridando il 22 ottobre 78: spalancate le porte a Cristo. Ma dietro questo grido il Pontefice ha consegnato a tutti gli uomini, politici, giovani, credenti e non credenti, ha consegnato la chiave, quella della divina misericordia. Forse non è stata accolta sin dall'inizio di questo pontificato, sicuramente è stata accolta il 2 aprile 2005, quando il Papa è morto, con questa chiave tra le mani, la vigilia della festa della Divina Misericordia. Ed è la chiave che oggi Gesù consegna non solo alla donna adultera, ma consegna a noi, pronunciando su di noi parole di perdono, di misericordia e di compassione. Neanche io ti condanno. È questa missione per cui Gesù è venuto nel mondo. Dio non